17, io lascerei subito la parola a Enrico Peterlunger per provare, più che formulare delle conclusioni, delle strade di conclusione, quindi tu come cavatela. Grazie per l'invito a partecipare a questi incontri veramente interessanti e piaciuti onorevoli. E insomma si comincia adesso, ma per qualche minuto. Dici la mia emozione di tornare alla mia scuola dopo 40 volte la maturità da 72 e anche ieri a scuola perché in sale il dottor Maurizio Della Negra, il mio compagno di classe, urlare anche ogni tanto lui al berrare Sturnel, Codon, e allora due arrivi e non mi urlare. Allora io veramente non sono contento di tornare qui, ma mai e poi mai creduto di tornare a federare a urlare le convigne dunque un progresso allora no, sono in tante così e dopo chi fa che i giovani dimostrano più di quelli che si aspettavano perché noi sono quelli che dagli anni 90 avevano inchistato manco l'1% d'anni insomma facevano cose chi va in noi e invece non è vero invece non è vero torna un gusto una passione per Furlan che però secondo me ha acquisito anche come diceva il professore Pico una pluralità anche, cioè una tolleranza che magari alle volte non è, le volte sono plurali, insomma chi è buono. In questo modo ha proprio un altro atteggiamento che è più interessante. E allora l'idea della lavagna plurilinguale, dalla fotografia linguistica, secondo me è una cosa interessante, va a partire in debatti, perché apposta conoscenze più interessanti anche con l'area dagli AIS, se da qualche anno in che ha risponduto così, ci dicono che di 3 anni sulla maturità. E in effetti che attenzione è assolutamente necessaria, perché l'idea che come ha svolto l'insegnamento della lingua furlana, dalla scuola dall'infanzia, dalla primaria, dalla secondaria di primo grado, e dopo tutto si ferma e i superiori sono dismentati. Secondo me non si sono dismentati. Insomma, vengono i frutti, ma quando si costruisce la cultura di un popolo e le strutture ideali italiane. Io non credo che sia una dismentare, però che non è che vedi, anzi, insomma, queste iniziative probabilmente, cioè se la roba va in avanti, così come il trovo che va in avanti, si può anche cambiare a livello regionale prima e eventualmente a livello nazionale, però hai una strada, perché parlare a chi giovani che dimostrano, che dichiarano un interesse, una passione, bisogna dare una via sicura. Così come no, insomma, noi vieni come all'università di corso, dal curriculum per Furlan, dalla corso di laurea in scienze della formazione primaria, lì sono un po' di sud-est che ha studiato il Furlan e come insegnare il Furlan e per Furlan. Però facendo anche i corsi, lì a tutti gli studenti e andare di che avvenire, ecco, proprio di sapere come si scrive e noi aveva un interesse. Qualcuno va a fare esami di cultura come me e quando si sente per vedere Furlan chi sai, si trasgusta, si fa l'esame per Furlan. E qualcuno dice, ma dopo i termini stessi, si giustifica, fa l'esame per Furlan e con soddisfazione, cioè uno si sente lui solo a suo agio. E allora sono due segnali che non si incoraggiano anche alla idea. Allora, io sono anche contento che Matteo Fogale e Luca De Clara Segni News a CIR Partisi collaborino su queste robe. E allora questa collaborazione, perché io posso dire, dal CIR e anche dal Consiglio, dal CIR che ha formati la personalità di tutti i dipartimenti dell'università, e anche il correttore, insomma, sì, ben convinti di andare avanti su queste strade e di fare processo comune di implementare queste attività.
effettivamente che io disaresco chiede di monitorare, di capire sempre più insomma ciò che sta succedendo e di aiutare alle proprie nostri compiti che hai scritto. Appunto qualche anno fa effettivamente si aiutava un po' più vedere o comunque insomma dava manco speranza. E invece è un fenomeno che insomma anche in altri i catalani insomma, sono orgogliosi della Catalana, i baschi, i frisons, i bretons. E allora anche in Francia, per esempio, dal sud della Francia, in città quasi spariscono, hai qualche strette di Lengaro, ogni tanto nei capi di là a Montpellier per questioni di lavoro, e allora insomma hai un movimento, cioè l'Europa da regioni, hanno un conto, hai un'Europa che si può e quindi costruire. Dunque complimenti a chi ha fatto l'indagine e io gli auguro un buon lavoro a tutti e per segno della cooperazione tra istituzioni, queste robe per continuare a lavorare insieme e per prendere avanti questi discorsi. Grazie.